Ciucciarello, ma sei andato in chiesa oggi? Perché è domenica. La domenica si va alla messa, si va in chiesa, si va a pregare. Non sei andato? Non ti sento, parla, apla, Ciucciarello. Sei andato in chiesa? O non la pigliasse? Ah, ci sono andati spagnoli in chiesa. Due ragazzi spagnoli sono andati in chiesa. Oh, due. Due spagnoli sono andati in chiesa. E un pellegrino pure. Ah, bella cosa, un pellegrino pure si aiuta. Buonasera a tutti da Napoliello 87 amici e Forza Napolese. Grande la nostra nazionale che vince per 3-1 sulla Spagna. Ceballos porta in vantaggio subito la Spagna con un bellissimo gol a giro, nonostante Meret ci stava per arrivare, ha fatto di tutto per arrivarci, però non ci è arrivata per niente. Comunque ci ha provato, ma ha fatto un grandissimo gol Ceballos della Spagna. L'Italia comunque viene fuori verso la mezz'ora, perché comunque la Spagna dal gol fino alla mezz'ora ha creato qualche altra occasione. L'Italia era in difficoltà, dopo la mezz'ora la nostra Italia trova un grandissimo gol di Federico Chiesa, che ve lo dico a fare, raga. Un gol che da quella posizione sembrava un cross, invece di esterno la fa rientrare, fanno un gol pazzesco. Federico Chiesa, fanno un gol pazzesco. Ciucciarelli, per questi sono andati in chiesa i spagnoli, e anche Chiesa gli ha fatto pregare un po', li ha fatti mettere in ginocchio a pregare con questo gol. Ma che cacchio di gol t'ha creato? Poi dopo la mezz'ora del gol di Chiesa l'Italia cominciava a venire fuori noi, e a Spagna si fanno poco così. Comunque, nonostante veniamo un po' fuori noi, diciamo che il primo tempo è stata un po' di azioni a entrambe le parti, diciamo è un pareggio giusto. Il secondo tempo poi l'Italia la gioca di più la partita, avendo fatto gol prende più coraggio e veramente mettiamo sotto la Spagna, la mettiamo paura. Troviamo anche alla mezz'ora del secondo tempo troviamo anche il secondo gol di Chiesa, grande tiro dell'attaccante dell'Italia in area, respinge Chiesa è lì da opportunista e fa ancora gol. Grande Federico Chiesa, che è il migliore in campo questa sera, ha fatto la doppietta, ma per la corsa, per la grinta, la volontà che ci ha messo, dribbling e tutto, è stato il migliore in campo. Un'ottima Italia, anche Pellegrini ha fatto una grande partita dietro Bonifazzi e Mancini, andando in difficoltà ovviamente sul primo gol della Spagna, che sono rimasti lì fermi e hanno fatto tirare, ma comunque una grande Italia questa sera, che ci ha portato una vittoria importantissima. Appunto poi verso la fine, all'80° trova anche il 3-1 con un calcio di rigore che poteva essere punizione, meno male l'arbitro è ciecato, non lo so, forse viene dalla Repubblica Ceca. Insomma, fallo, lo vede in area, c'aveva le lentine, non lo so. Insomma, lo vede in area, ci dà questo benedetto calcio di rigore. Grazie arbitro per questo regalo. Ogni tanto un regalo pure a noi ce lo fai, pure se non è Natale ce l'ha fatta anticipata. Pellegrini tira dai 11 metri e non sbaglia. Rigore siglato da Pellegrino, il Pellegrini, giusto per dire Pellegrini, la San Pellegrini, che è bella aranciata. Insomma, Pellegrini firma il 3-1 e la nostra nazionale vince per 3-1. Va a fa mucca. E così l'Italia comincia benissimo nel girone. La Polonia batte il Belgio 3-2 come sorpresa, diciamo. E Kinder sorprese ce ne sono tante. L'Italia vince 3-1 con la Spagna e gli spagnoli se ne vanno in chiesa, vanno a pregare domenica prossima, mi raccomando, andate a pregare in due persone come volete voi, con Pellegrino, vedete voi, con un'aranciata a mano, fate voi, vi faccio fa voi. Niente, voglio, questo è Grande Italia. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, mettete un like se vi è piaciuto il video, commentate appunto nei commenti cosa ne pensate, ma soprattutto venite sotto il video ed iscrivetevi al canale di Napoliello 87. Buonanotte a tutti da Napoliello 87 Ciucciarello e Forza Napolese.